Are you ready for the love hit? Buongiorno tropicani e bentornati sul canale di Edward Van Helgen. Oggi continueremo la nostra vecchia partita e vi illustrerò la quarta parte di questo fantastico game. A breve ci teletrasporteremo sul nostro isolotto. Eccoci qui. Allora, eravamo arrivati nel punto dove avevamo costruito la nostra bella miniera in modo tale che ci procurasse qualche introito di più. Allora, vediamo un po'. Presidente, al momento il bilancio economico è negativo. È vero, il nostro bilancio economico è negativo, quindi la Banca Mondiale ci presterà dei soldi per un certo periodo. Intanto la nostra... Aspettate un attimo. Intanto la nostra, come possiamo dire, la nostra popolazione è aumentata a 95 abitanti e è aumentata anche la percentuale di felicità, quindi credo che stiamo andando più che bene. Aspettiamo solo che le nostre merci vengano esportate. Ecco fatto. Aspettate, è arrivata una nota. I servizi segreti ritengono che alcuni cittadini potrebbero intraprendere azioni violente nei tuoi confronti. Dovresti considerare l'ipotesi di creare una polizia segreta per evitare ridurre questa attività. Perfetto. Allora, intanto posso illustrarvi che abbiamo ristabilito, come possiamo vedere, il nostro budget incassando circa $5.000 perché abbiamo esportato dei beni. Buongiorno compagni, state ascoltando TNT, Sì. la voce libera di Tropico, e ho grandi notizie per voi. Pare che la grande madre Russia voglia darci un caldo abbraccio. Perfetto. Il presidente ha diramato un comunicato in cui afferma, testuali parole: accettiamo di buon grado lo stretto abbraccio della madre Russia e crediamo nell'eterna alleanza tra le nostre grandi nazioni. Perfetto, Guanito ci ha consigliato di farci amica la madre Russia per eventuali introiti esteri, ma io direi di concentrarci più sui problemi del nostro piccolo isolotto. Allora, hanno detto di instaurare una polizia segreta per evitare quindi che alcuni assassini ci facciano fuori, quindi andiamo sul settore degli editti, ovvero delle leggi, nella politica interna, e selezioniamo polizia segreta che costa ben $4.000. Un edificio possiamo convertirlo nel quartiere generale della polizia segreta, quindi io direi, prima di costruire qualche edificio per la sede come possiamo dire, della polizia segreta, perfetto, quindi io direi di mettere un luogo inaspettato, quindi un ristorante, lo piazziamo qui accanto al nostro museo dell'infanzia. Appena verrà costruito lo dichiareremo il nostro quartier generale per evitare sospetti attacchi. Sono state esportate $6.000 di merci tropicane su una nave da carico, quindi al suo ritorno otterremo dei risultati, speriamo. Allora, questa miniera è una miniera di bauxite, come possiamo vedere viene esportato e finché il bauxite sarà presente, quindi potete vedere che ci sono 7.224 unità di risorsa al di sotto del nostro terreno. Potete anche trovare all'interno dell'isola diversi giacimenti come quello d'oro e di altri minerali, o anche i giacimenti petroliferi che si possono ritrovare o al di sopra del mare, un altro bilancio, o al di sotto del mare, scusate, che in questo caso non ne vedo. Però potete trovarli anche a terra, cioè qui all'interno dell'entroterra possono esserci dei giacimenti petroliferi, sono ottimi per guadagnare diverse monete. Comunque la nostra base militare sotto ordine dei militaristi sta crescendo, diamo un'occhiata al nostro almanacco per vedere la politica come sta andando. Allora, la fazione un po' più bassa è quella dei militaristi, noi stiamo costruendo la nostra, come possiamo dire, la nostra base militare. Si lamentano anche di non avere nessun giornale militare. Questo provvederemo appena inizieremo a produrre un po' di energia al di sopra di quest'isola. Intanto la base sarà ultimata a breve perché abbiamo 2 lavoratori. La nostra piccola isola ha raggiunto il traguardo dei 100 abitanti. La nostra comunità cresce a ritmo vertiginoso. Perfetto, vediamo la felicità media dei cittadini dove possiamo dire, dove non è soddisfacente. Possiamo vedere, vediamo un po' nell'ambiente, anche nella qualità degli alloggi e nell'intrattenimento. Io direi di aumentare la qualità degli alloggi costruendo delle case popolari, perché è anche l'edificio suggerito. E vediamo un po'. Ministero degli Esteri costa $5.000 per migliorare le relazioni con con gli altri stati, come per esempio l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ma io direi per ora di concentrare la nostra attenzione su uno sviluppo interno e anche della politica interna della nostra piccola isola. Intanto 11.702
e 11.702 dollari sono stati esportati, ci ha aiutato anche l'Unione Sovietica e l'America, quindi la nostra situazione finanziaria per ora è positiva. Intanto il leader dei comunisti locali si è lamentato sulla Pravda di Mosca, criticando le condizioni abitative della popolazione. Il nostro proletariato è scontento di dover vivere nelle baracche, presidente. Perfetto, quindi ci richiedono i comunisti di costruire delle residenze abbastanza, come possiamo dire, abbastanza rigorose, quindi io metterei anche a un'altra casa popolare in modo da far vivere i cittadini all'interno di casa e non di vere e proprie baracche. Comunque, come abbiamo illustrato nel video precedente, ve l'ha illustrato anche il nostro reporter. Ci saranno le elezioni, ecco. Allora, la popolazione si è espressa, i tropicani si aspettano le elezioni del prossimo anno e noi non vogliamo certo deluderli, quindi è il loro modo di dimostrarti la loro infinita stima e rispetto. Potrebbero aver causato ciò che importa è che devi decidere se concedergli le elezioni o meno. Il presidente per ora ha 88 voti e 8 voti con Concepción Garrido, sarà il rappresentante del partito avversario. Comunque io risponderei sì, mi sembra una buona occasione per impressionare il popolo col mio talento e per il dramma. Sì, metterei quindi anche per illustrarvi il sistema delle elezioni completo. Un discorso. Allora, noi abbiamo visto che i militaristi. Oggi la nostra gente Aspettate, rivolge al governo vediamo una cosa sola dicono. semplice domanda. Quando? Quando potrò abbandonare la mia baracca per traslocare Un in una attimo, casa le sto decente? costruendo le case. La risposta è altrettanto semplice. Mai. Mhm. Mai, amici miei. Sì, sì. Ecco che cosa ci dà il presidente. Baracche e squallore. Questo è il vero volto del regime. Restate con me, Betty Boom, e scoprirete la verità. Perfetto, allora affrontiamo il tema delle abitazioni anche come ci ha fatto sentire la nostra nemica, la nostra commentatrice più indiscreta, e lodiamo lo spirito dei militaristi perché è la fazione più, come possiamo dire, che ha meno rispetto verso il nostro presidente, e prometti per il prossimo mandato facciamo un esercito sufficiente perché costruiremo la base. Se non manterremo questi obiettivi la popolazione ne risentirà e per le prossime elezioni potremmo anche essere buttati via dalla nostra amata isola. Comunque io emanerei questo discorso e vi lascio ad ascoltare il discorso del nostro presidente. Vediamo. A breve lo dovrà effettuare, se non ricordo male sempre. Cittadini Eccolo. di Tropico, Ascoltate. sono qui perché so quanto sono importanti le prossime elezioni. Ci stiamo avvicinando ai nostri obiettivi. La vittoria è prossima, ma non è il momento di abbassare la guardia. Sì, abbiamo problemi e ci saranno sempre, soprattutto nell'attuale situazione economica. La presenza di baracche nelle città, di cui sentiamo tanto parlare in questi giorni, è uno di essi. Ma questo problema si risolverà, come tutti gli altri, con la stabilizzazione dell'economia. Durante i miei anni di presidenza avete sempre dimostrato la vostra gratitudine, compañeros. Però ricordate che siete voi i miei padroni, i miei datori di lavoro. A mia volta voglio ringraziare i coraggiosi difensori di Tropico e tutti i militaristi. Perfetto. Nessuno può negare gli straordinari successi conseguiti in un solo mandato. Per voi ho in serbo un futuro ancora più glorioso. Con il piano di riforme che ho preparato per il mio prossimo mandato, il nostro esercito sarà potenziato. Le mie parole non Ancora. sono propaganda. Lo capirete tutti dopo la vittoria. Perfetto, abbiamo effettuato il nostro discorso, abbiamo incitato la popolazione, speriamo che voti per noi nelle prossime elezioni. Comunque la base è stata completata, a breve se riusciremo a ingaggiare degli operatori esteri all'interno della nostra base incominceremo a reclutare dei militari. Intanto il nostro bar qua, il nostro ristorante è stato ultimato e quindi la popolazione inizierà ad aumentare il suo rispetto verso il presidente anche dal lato dell'intrattenimento. Abbiamo guadagnato abbastanza soldi esportando le nostre belle merci, quindi importiamo un laureato, anzi io dico di importarli tutti per completare quindi questo edificio.
Perfetto, sono stati esportati 17.775 dollari, quindi stiamo aumentando, come potete vedere. Quello che vi dicevo all'inizio era vero, perché all'inizio l'economia non è abbastanza stabile, perché non potete crescere abbastanza non avendo un apparato economico quindi abbastanza solido, ma più avanti riuscirete a formarlo. Comunque, mio caro presidente, i nostri attenti burocrati hanno calcolato che otterrai prossimamente 88% dei voti. Molti dei consulenti sostengono che questo numero potrebbe crescere utilizzando alcune astuzie come il metodo del conteggio degli incentivi positivi o negativi per aumentare i voti. Credo che gli intellettuali la chiamino frode elettorale. Io direi di non effettuare nessuna frode elettorale, anche perché stiamo vincendo di molto, quindi il supporto nei confronti del presidente è sufficiente, non sarà necessario commettere alcuna frode. Perfetto, vinciamo naturalmente e onestamente. Perfetto, allora abbiamo abbastanza soldi per costruire il Ministero degli Esteri in modo da accentuare la nostra politica estera con qualsiasi stato estero come l'Unione Sovietica o gli Stati Uniti. Mettiamola un po' più lontana dall'azienda agricola, quell'azienda dell'industria, le aziende dell'industria, mettiamola qui in questo luogo. Perfetto, a breve verrà costruita, quindi cominciamo intanto ad aumentare le case all'interno della nostra isola, perché abbiamo promesso delle abitazioni abbastanza adeguate. Perfetto, mettiamo un'altra qui, questo complesso di case popolari. Qui distruggiamo queste baracche che andranno a vivere in delle case i nostri cittadini. Congratulazioni, hai vinto le elezioni con 91 voti contro 12. Ok, vi ho mostrato il sistema elettorale all'interno di Tropico. Betty Boom, Ora vediamo cosa dice questa. sono veramente delusa dal popolo di Tropico. Avete votato come un branco di pecore per lo stesso regime tirannico che sputa sulle vostre libertà Sì. e calpesta i vostri diritti. Se foste capaci di guardare oltre i vostri nasi, le bugie del presidente non vi sarebbero sfuggite. Aprite i vostri cuori e la libertà vi renderà liberi. Hanno perso e cercano un qualcosa per dire contro di noi, ma abbiamo vinto e li abbiamo distrutti. Comunque possiamo vedere che la nostra base di polizia sta funzionando, avendo istituito la nostra scuola superiore. Infatti abbiamo quattro lavoratori che mantengono l'ordine all'interno della nostra cittadina. Comunque abbiamo istituito le nuove case popolari, li stanno completando. Io direi di aumentare ancora, specializzarsi su un sistema più industriale, più avanzato, come la fabbrica di Sicari. Mettiamola in questo frontone, abbiamo abbastanza fattorie di tabacco. Io direi di metterne anche un'altra per aumentare quindi l'esportazione di sigari. Perfetto, la mettiamo qui in un luogo verde, poiché il tabacco cresce meglio. Perfetto, incrementeremo la nostra capacità di esportazione tramite quindi questa nuova industria. Sono state esportate 15.971 merci. Perfetto, appena incasseremo nuovi soldi istituirò quindi l'editto della polizia segreta. Anzi, mi sembra che possiamo farlo. Sì, 4.000 dollari, ci arriviamo. Attiviamo la polizia segreta per evitare eventuali disastri sul nostro ristorante. Lo convertiamo. Perfetto, è un quartier generale della polizia segreta. Ha istituito la polizia segreta agente 00, ci manca il 7. Perfetto. Allora, a breve le case verranno ultimate. In questo video vi ho anche illustrato l'editto della polizia segreta, ma anche le elezioni, anche il sistema burocratico dell'isola, eccetera. Comunque nei video successivi continueremo la nostra partita. Certamente stringeremo qualche alleanza con i nuovi stati, ovvero l'Unione Sovietica, e affronteremo il tema del turismo, anche per farvi vedere come arrivano i turisti a Tropico, il loro stato emotivo, eccetera. Ma intanto dobbiamo rafforzare il nostro sistema economico, consolidarlo davvero bene per poter andare avanti. Comunque possiamo vedere anche, mi sono dimenticato di farvi notare questo tasto che è l'interfaccia, ovvero possiamo controllare all'interno della nostra isola lo stato del raccolto, le risorse naturali presenti, lo stato dell'isola, se c'è umidità, la bellezza, l'inquinamento, la popolazione, i servizi, l'economia dell'isola, eccetera. Inoltre vediamo se ci sono giacimenti petroliferi, come vi avevo detto. Petrolio. Sì, ci sono, ecco i giacimenti petroliferi. Possiamo mettere i nostri giacimenti petroliferi all'interno di questi luoghi e incassare molte più monete. Perfetto, abbiamo incassato 10.000 dollari in monete e in banconote all'interno del nostro sistema, più gli aiuti umanitari degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Abbiamo creato un fondo abbastanza consistente per andare a spendere i prossimi soldi all'interno del prossimo video. Comunque questa quarta parte del video è finita. Ciao a tutti da Edward Van Helgen.